Amici, questa è la seconda registrazione che noi facciamo. Noi abbiamo un problema. Innanzitutto ci troviamo a Maissala e sono qui con un cuore solitario, che voi forse conoscete. Si chiama Calogero ed ha 41 anni. Ora Calogero ha il problema che non riesce a trovare la donna, perché Calogero a 41 anni non ha avuto mai una storia, non è stato mai fidanzato, non è stato mai sposato, non ha avuto mai, ripeto, nessuna donna che stesse con lui. Calogero è qui perché sta cercando una donna, dico attenzione, una donna qualsiasi è l'aspetto fisico, non ha importanza, di dove viene non ha importanza, l'età dai 30 ai 50 anni, qualsiasi donna per lui che possa crearsi un futuro. Perché a Calogero manca il sesso femminile, è vero Calogero? Sì. Oh. Ripeto, Calogero è una vita che è single, è un bravo ragazzo, percepisce qualcosa al mese e quindi si può permettere di andarsi a mangiare qualcosa a bar oppure di andarsi a mangiare una pizza. Sì. Però l'unica cosa che non va è questo, che Calogero purtroppo non riesce a trovare questa donna. Ora io mi sto rivolgendo col popolo del web, dico guardate Calogero. Vi sembra un tipo proprio da terra? Calogero è un bravo ragazzo. Calogero cerca solo la donna ideale, cerca l'anima gemella, per cui fatevi sentire. Non penso che in tutto il mondo, dico magari una femmina qua per il nostro Calogero non ci sia. Fatevi sentire, basta che avete dai 30 ai 50 anni e siete soprattutto di sesso femminile, attenzione, giusto Calogero? Giusto. Lo dobbiamo chiarire. Sì. Fatevi sentire perché Calogero è qua a disposizione. È vero Calogero? Glielo vuoi dire tu che sei a disposizione? Sì, io sono a disposizione, qualsiasi donna, qualsiasi paese, pure qualsiasi provincia, l'importante è che sia femmina. Esatto. Dobbiamo chiarire questo fatto. Ripeto, dai 30 ai 50 anni. Certo, se poi avete un lavoro è ancora meglio perché vi potete permettere qualcosina in più. Sì. Se avete la macchina è ancora meglio. E questo è pure, dare un aiuto pure a me perché la domenica correre non ce ne stanno, perché io non posso viaggiare di domenica. Perché giustamente Calogero è a piedi, quindi una volta che si fa fidanzato, come si esce? Non è che si può uscire sempre a piedi, è giusto? Io la possibilità c'ho la settimana, che ci sono le corriere, viaggio la settimana, poi per la domenica non posso viaggiare perché autobus non ce ne stanno. Certo. Quindi noi ripetiamo, stiamo cercando una donna automunita che abbia la macchina oppure anche un motorino non ha importanza, l'importante è che vi potete spostare, che abbia dai 30 ai 50 anni, che sia da qualsiasi parte. Può essere di Marsala, può essere di Palermo, può essere di Catania, non ha importanza. Può essere magari pure di Partano, non come paese. Se sappiamo che è un paesano mia, se mi viene dalla televisione poi pure chiamare, che farà? Può essere magari paesana mia, dello stesso paese, partanense. Sì. Anche perché, ripeto, qua Calogero è di carattere buono, accetta tutto, non è che fa distinzione, giusto? No, per carità. Distinzione non se ne fa. No. Per cui fatevi sentire, ripeto, Calogero è una brava persona, è un bravo ragazzo veramente, 41 anni, di Marsala, originario di Partana, che sta cercando la donna ideale. Per cui fatevi sentire. E ripeto, la cosa importante, Calogero non guarda l'aspetto fisico, quindi o mora o bruna o riccia o liscia, non ha importanza. L'importante è che sia però di sesso femminile. Calogero in questo momento ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Sì. Dici qualche cosa a queste donne, vai. Però voglio sapere, l'importante è che non fate telefonate anonime, perché anonime io se lascio il cellulare per esempio sul cassonetto, appena che trovo la chiamata anonima chiamo a nessuno io. Sì. E che devo chiamare? Sì. Per cui avete capito, Calogero è a disposizione, però l'unica cosa che raccomando è non chiamare con numero anonimo, perché lui chiamando con numero anonimo non sa chi c'è dall'altra parte del telefono e non può capire se effettivamente l'intenzione è seria oppure no, giusto? Giusto. Per cui chiamate con numero visibile. Al numero che state vedendo sotto nella descrizione del video c'è scritto per contattare Calogero chiamare. Questo è tutto. Alberto per i cuori solitari vi saluta e vi saluta pure Calogero. Chiamate, ciao. Ciao.